Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Buonasera a tutti e nella puntata di questa sera torneremo a parlare dell'unità, la famosa unità sulla quale spesso torniamo, anzi non molto spesso, ogni tanto però è giusto tornare per rinfrescarsi le idee. E stasera leggeremo due testi, due interpellanze parlamentari fatte nel 1861, anzi leggerò un piccolo frammento di una di queste due interpellanze perché vorrei dedicare la nostra attenzione principalmente alla interpellanza fatta dal conte Antonio Ranieri. Tutto questo succederà ovviamente dopo la sigla e io adesso prego Donato di mandarla in onda. L'unità, come oramai è noto, non fu una vera e propria unificazione, ma fu più che altro una annessione. E quindi già nel 1861 numerose personalità napoletane, sia della politica sia del mondo della cultura, cominciarono a ragionare su questo enorme equivoco. Gli intellettuali e i politici che hanno scritto già nel 1861 in testi privati, in lettere tra loro, su quello che stava accadendo sono numerosissimi. Non potremo assolutamente leggerli tutti, o per meglio dire potremmo anche farlo, ma ci vorrebbe uno special di diverse ore. Per cui stasera noi ci concentriamo su due testi che sono due interpellanze parlamentari, quindi due documenti ufficiali dello Stato italiano, perché sono discorsi che dovevano essere tenuti in Parlamento. La prima interpellanza in realtà io non la leggerò, ne leggerò solamente un frammento, perché ci serve per poi vedere come le cose
dette da questo politico sono confermate nella più ampia e più articolata interpellanza del conte Antonio Ranieri. Veramente sono ampie e articolate tutte e due le interpellanze, ma io della prima, come vi ho detto, leggerò solo uno stralcio. La prima interpellanza è quella di Francesco Proto Carafa, duca di Maddaloni, che era uno dei tanti fuoriusciti napoletani, uno dei tanti esuli, furono in tutto tra i 750 e gli 800, quindi aveva pagato in prima persona la sua lotta contro i Borbone ed aveva contribuito nel suo piccolo, con la sua battaglia, a sostituire i Borbone con i Savoia. Però si accorge che le cose non stanno andando come era stato promesso, come era auspicabile, e presenta un'interpellanza molto articolata nella quale racconta tutto ciò che sta accadendo. Da questa interpellanza io traggo questo brevissimo frammento che adesso vi leggo, che mi è sembrato il passaggio più significativo. Ma io consiglio a tutti quanti voi di trovare questa interpellanza su internet, di scaricarvela e di leggerla. Siamo nel 1861, per l'esattezza siamo al 20 novembre del 1861, quindi la cosiddetta unità è appena iniziata, e il Proto Carafa vede cose che non avrebbe voluto assolutamente vedere e le descrive. Intere famiglie veggonsi a accattar l'elemosina, diminuito, anzi annullato il commercio, serrati privati opifici, per concorrenze subitanee, intempestive, impossibili a sostenersi per l'annullamento delle tariffe. Io leggo piuttosto lentamente in modo che mi possiate seguire, perché sono testi, questo è un testo e anche quello che leggerò dopo, molto significativi. E frattanto tutto si fa venire dal Piemonte. Persino le cassette della posta, la carta per i dicasteri e per le pubbliche amministrazioni. Non vi è faccenda nella quale un onest'uomo possa buscarsi alcun ducato che non si chiami un piemontese a disbrigarla. A mercanti del Piemonte si danno le forniture della milizia e delle amministrazioni, almeno le più lucrose. Burocratici del Piemonte occupano quasi tutti i pubblici uffici. Gente di un'ignoranza e di un'ottusità di mente che non teneasi possibile dalla gente di mezzodì. Anche a fabbricar le ferrovie si mandano operai piemontesi, i quali, oltraggiosamente, si pagano il doppio dei napoletani. A facchini della dogana, a carcerieri vengono uomini dal Piemonte e donne piemontesi si prendono a nutrici nell'ospizio dei trovatelli, quasi neppure il sangue di questo popolo fosse più bello e salutevole. Questa è invasione, non unione, non annessione. Questo è un voler sfruttare la nostra terra come una terra di conquista. Il governo del Piemonte vuole trattare le province meridionali come il Cortes o il Pizarro facevano nel Perù e nel Messico. Questa che è stata descritta, questa che viene descritta è la situazione reale, la situazione che il Proto Carafa aveva sotto i suoi occhi. Perché questo testo, quello che leggerò dopo, e tutti gli altri testi che non potrò leggere sono importantissimi? Perché sono testi scritti in presa diretta, sono testimoni oculari di quello che stava accadendo. Non sono dei narratori contemporanei che ci raccontano a parole loro delle cose, sono persone che stavano lì in quel momento e fotografano quello che stava accadendo. Perché succede questo? Che vengono mandati operai piemontesi, che i piemontesi vengono utilizzati in tutti i servizi? Perché una delle piaghe del Piemonte era la mancanza di lavoro.
c'era moltissima gente che non aveva un'attività, tant'è vero che in Piemonte era già da tempo cominciata l'emigrazione e quindi il Sud fu l'occasione per eliminare questa enorme sacca di disoccupazione, di disoccupati. Ma il testo che abbiamo letto è molto esplicito da questo punto di vista. Il secondo testo che vi propongo è ancora un'interpellanza parlamentare. È un'interpellanza parlamentare del 11 dicembre 1861, appena poco successiva a quella che abbiamo letto. E su questa ci soffermeremo un po' di più perché è meno nota, è altrettanto importante di quella del Protocarafa, ma è meno nota e quindi io, poiché comunque è un testo di grande valore, preferisco soffermarmi su questo testo qui. Il conte Antonio Ranieri è notissimo, sappiamo tutti chi era, è stato il sodale di Leopardi per ben 7 anni, dal 1830 al 1837, è stato il custode dei testi di Leopardi, li ha pubblicati successivamente alla morte del grande poeta a spese sue, quindi comunque è una persona assolutamente di grande valore. Era un liberale convinto, apparteneva all'area della sinistra, anche se all'epoca destra e sinistra non è che sono classificabili come oggi. Comunque era un convinto liberale. Mentre il Protocarafa trasse delle conclusioni estreme da quello che stava vedendo, cioè ritornò sui suoi passi e divenne ostile al nuovo potere che lo aveva così profondamente deluso. Il Ranieri rimase nel Parlamento, anzi è rimasto in Parlamento sempre, non si è mai dimesso, si è candidato più volte ed è sempre stato eletto e infine nel 1882 fu nominato senatore. Quindi stiamo parlando di una persona che di un intellettuale che era un liberale, un unitarista convinto, era stato avversario dei Borbone ed era tutto sommato un filosabaudo, cioè tutto sommato a lui stava bene che i piemontesi avessero unificato l'Italia, però era un napoletano che amava la sua città e vedere certe cose certamente gli procurava dolore. Quindi reagì veramente in continuazione. I suoi discorsi sono numerosi, questo è solo uno dei tanti. Signori, io confesso di essere così profondamente commosso ed amareggiato dell'antagonismo che il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha gratuitamente immaginato fra la città di Napoli e il resto delle province napoletane e fra i signori e i contadini. Ch'io non mi sento capace di sottoporvi qualche mio modesto pensiero sulla questione meridionale se prima non avrò lavata quella città e quelle province dalle inopinate ed ingiuste accuse che il nobile ministro ha lanciato. Il ministro ha corso Napoli, Palermo, le 2 Sicilie e ha attraversato per ritto e per rovescio l'Appennino. In questa sua corsa ha conosciuto la vera indole dei napoletani e dei siciliani, i loro veri bisogni e le vere cause dei mali, sopra i quali vi stillate invano il cervello da tanti mesi. Ripassando poi per Napoli, se l'è recata nel suo portafoglio e ieri l'altro su quel banco l'accusò e la condannò. No, signori, credetemi, quel doppio antagonismo non vi fu mai altrove che nella fantasia del nobile ministro. Né le 2 Sicilie sono la Russia o la Galizia, né vi fu mai in altra contrada più vera ed affettuosa carità tra il possidente e il colono, fra il ricco e il povero,
fra gli abitatori di una metropoli e quelli del rimanente dello Stato. Né mai Napoli si impinguò del sangue delle due province. Napoli, che non si è impinguata artificialmente del sangue delle sue province, ebbe appena in assai modesta misura quel lustro naturale che accompagna sempre ciò che si chiama una capitale. Quindi difende Napoli dall'accusa di essere stata una città che ha fagocitato le risorse economiche del regno. Questa quindi era un'accusa ingiusta all'epoca, eppure ancora oggi, quando si parla dell'unità, visto che non si può assolutamente negare l'evidenza, non si può dire che l'unità abbia portato chissà quali vantaggi al sud, si dice sempre sì, però Napoli era, il regno delle due Sicilie era napolicentrico, con l'unità si ricompose una unità anche economica tra il centro e la periferia, e Ranieri ci dice no, signori, non è assolutamente vero. Napoli non fagocitava il resto del regno e non ha monopolizzato le risorse economiche del regno delle due Sicilie. Anzi, se proprio vogliamo dire la verità, se Ferdinando II doveva spendere qualcosa, preferiva spenderla per il popolo nelle campagne che per i nobili della città che lui cordialmente detestava. Comunque, io su questo punto mi confiderò di muovere i cuori degli italiani alla giustizia e all'equità verso 10 milioni di italiani. Io non intendo accusare nessuno, anzi faccio professione di credere che il sobbarcarsi ora ad essere ministro in Italia sia un sacrificio. Ma questo sacrificio è inutile se non si ha il coraggio di guardare in viso gli errori che si sono commessi e se non si ha il coraggio di correggerli. Il porsi una benda sugli occhi e dire noi unifichiamo sono parole. I fatti se ne ridono delle parole. Le due Sicilie non erano Costantinopoli o Giava, ma erano la patria di Vico, di Filangieri e di Natale, che precorse Beccaria. La loro legislazione era delle migliori, se non la migliore d'Europa. La grande tradizione giuridica del Regno delle Due Sicilie è indiscutibile. Penso che nessuno possa metterla in dubbio dal Medioevo, anzi addirittura dall'antichità il Regno delle Due Sicilie dettava legge nel campo del diritto. Quindi la loro legislazione era delle migliori, se non la migliore d'Europa. E i Borbone non sono riusciti a rovinare un bell'ordine ed una bella connessione di diritti e di doveri che filosofi e giureconsulti grandissimi avevano lavorato da 8 secoli. Lui era un antiborbonico, quindi mette sempre qualche parola lì, qua e là, un po' contro i vecchi governanti del sud Italia. Lo fa anche probabilmente per motivi politici. Comunque, il concetto di fondo è questo, che c'era un sistema giuridico, un ordinamento giuridico senza pari in Europa. Signori, cosa ha fatto in quella regione la politica continuata per 14 mesi? Si è giovata di quell'ordine e di quella connessione per migliorare le leggi delle altre province italiane assai più legislativamente infelici? Non già. Seguendo invece non il gran pensiero del nuovo ente italiano, cioè l'unità, ma l'infausto, l'illogico, l'impossibile pensiero dell'annessione, ha sgominato tutto quell'ordine e tutta quella connessione, ha legiferato quotidianamente per 14 lunghi mesi, contraddicendo sempre a quel che era, spesso contraddicendo a sé medesima, ed ha creato una confusione, un caos, abi nultus ordo, sed sempiternus horror inhabitat. Le leggi piemontesi sono state estese, come sapete tutti, se mi seguite, avete seguito anche le mie trasmissioni sul piemontesismo, le leggi piemontesi furono
passate agli altri stati italiani dalla sera alla mattina, il più delle volte con dei decreti. Quindi arrivarono delle leggi che contraddicevano la realtà dei fatti, delle leggi che tra l'altro erano più arretrate rispetto alle leggi, specialmente del Regno delle Due Sicilie. Quindi si creò un disordine legislativo e amministrativo. E lui qui dice una cosa che purtroppo la dice nel 1861, ma si dimostra terribilmente vera ancora oggi. È stata una profezia la sua. Tutta questa situazione ha creato un sempiternus horror. Il sistema legislativo italiano sarà abitato da questo momento in poi da qualcosa che fa orrore. E così è. Il disordine legislativo, il caos, i regolamenti che si sono sovrapposti ai regolamenti sono andati avanti senza soluzioni di continuità fino al fascismo, che poi ci ha messo il suo, e poi la nostra Repubblica ha continuato. Quindi il disordine amministrativo che caratterizza la pubblica amministrazione italiana nasce in quegli anni per questa furia da parte dei piemontesi di trasformare tutto il resto dell'Italia in una specie di Piemonte allargato. Percorrete, o signori, con la rapidità delle vostre menti tutte le difficoltà che sono sorte da 14 mesi nel reggimento di quelle province, e voi vi troverete come principio generatore l'indomito principio dell'annessione. Il disordine delle leggi è derivato dal furore legiferante, ispirato dal principio annessionista. E questo credo di averlo già dimostrato. E questo è fuori di dubbio. Qua c'è un passaggio che veramente va sottolineato ed è importantissimo, ma lo sbandamento dei vecchi soldati, cioè il mostruoso brigantaggio, da che altro trasse la prima sua origine, se non dal principio annessionista applicato improvvidamente al vecchio esercito? È un testimone oculare di quello che sta accadendo. Lui ci dice: il brigantaggio, cioè la rivolta popolare del Sud, trae le sue origini dal principio annessionista applicato senza alcun criterio al vecchio esercito. I 100.000 militari del Regno delle Due Sicilie in parte furono imprigionati e portati in centri che venivano eufemisticamente chiamati di rieducazione al nord. In questi centri del nord furono raccolti più o meno 50.000 militari, ma gli altri 50.000 che furono abbandonati a se stessi continuarono a combattere. Questo è il nucleo originario della rivolta popolare del Sud. Attorno a questi 50.000 militari che non avevano nessuna voglia di arrendersi, né potevano farlo per la verità, si sono poi aggregati tutti gli altri meridionali che insorgevano. Se qualcuno vuole trovare qualche testo che descriva precisamente questo fenomeno, io credo che questo passaggio sia assolutamente fondamentale. Delle opere pubbliche non parlo. Quando vedo quello che si è fatto e si fa tutt'oggi, qui in Piemonte, perché lui sta a Torino, in quel momento Torino era la capitale d'Italia, qui in Piemonte, in Lombardia, in Toscana, nelle Romagna o nelle Marche, non mi raccapezzo come nelle province napoletane e anche in quelle siciliane, in 14 mesi non si sia fatto nulla. Ma il principio annessionista può spiegarvi anche le cose più inesplicabili. Perché se si vuol tenere che il cuore e la testa dell'Italia siano quassù, si deve essere naturalmente meno inclinati a mandare a spargere la vita fino a laggiù, dove si deve tenere che siano gli arti inferiori. Ecco, se noi vogliamo capire da dove nasce la questione meridionale, il conte Antonio Ranieri ce lo spiega in maniera chiarissima. La questione meridionale nasce da questo, dall'idea che l'Italia era l'Italia del Nord. Le opere pubbliche si facevano solamente
al nord. E la cosa paradossale, e che ovviamente lui non dice, ma che noi sappiamo benissimo, è che le risorse per fare queste opere pubbliche venivano dal sud. La vendita dei terreni demaniali, la vendita dei terreni ecclesiastici, erano tutti terreni che stavano nel sud Italia, erano risorse che venivano dal sud Italia. Quindi delle opere pubbliche dice che non parla, però quello che dice è abbastanza pesante. Adesso c'è un passaggio sull'istruzione. E l'istruzione pubblica Dio è grande. Egli aveva posto nelle due Sicilie il grande ed inosservato rimedio di un tradizionale libero insegnamento. Nelle due Sicilie erano migliaia di onesti e valenti uomini che senza fatuità di esami o di lauree, assisi in umili sgabelli, insegnavano dalle più dimesse fino alle più sublimi discipline. Quel che appena ho udito insegnare nelle più perfette scuole primarie o secondarie e nelle più nobili cattedre d'Europa. E tutti, senza strepito o appariscenza alcuna, formavano, alla barba dei Borbone, il perenne semenzaio di quegli innumerevoli professori di cui l'Italia meridionale ha popolata da tempo immemorabile l'Europa. Quindi si dice, Ranieri, mediamente il popolo meridionale era abbastanza istruito, ed era abbastanza istruito anche perché c'erano questi migliaia di onesti e valenti uomini che con tutta la loro modestia giravano da casa a casa o raccoglievano privatamente degli studenti e li facevano studiare, ed erano colti, ci dice. La politica annessionista non si è curata di studiare questi fatti, che pure appartengono alla storia. Essa ha negato la scienza nella terra della scienza, nella terra dove il sommo Iddio ha voluto che la face della sapienza fosse inestinguibile. E salvo ai pochissimi che essa immagina abbiano studiato chissà dove, ci ha concesso a noi tutti la patente di ignoranza. Signori, questa immaginaria patente ha partorito frutti amarissimi a quelle nostre province. Il che, voglio dire, è anche paradossale, perché se noi pensiamo alle migliaia di intellettuali meridionali che imperversavano in quel momento in Italia, e veramente sembra paradossale che il Sud Italia sia stato immaginato come un territorio, come dice Antonio Ranieri, nel quale ai suoi abitanti viene affibbiata la patente di ignoranza. Basta pensare a tutti i meridionali che insegnavano tra Pisa e Firenze, primo tra tutti Pasquale Villari, basta pensare a tutti i meridionali che insegnavano a Torino. Questa immaginaria patente ha partorito frutti amarissimi per le nostre terre. E come spieghereste, senza questa chiave, l'assenza relativa di tutti gli italiani del mezzodì da tutti gli uffici alti ed operosi dello Stato? Come spieghereste i giovanissimi preferiti agli uomini gravi delle nuove province? Questo è un fenomeno del quale ho parlato in qualche altra trasmissione. Dal Piemonte partivano centinaia di giovani funzionari che andavano a sostituire i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nei territori conquistati, ma li andavano a sostituire senza averne assolutamente la competenza. Come spieghereste
Percorrete, o signori, tutta la serie degli uomini che stanno per qualche cosa nella gestione degli affari d'Italia. Vedete quanti sono i napoletani e quanti sono i siciliani. La Gazzetta Ufficiale è là. L'aritmetica è una scienza. Il fatto generale che io ho affermato ed affermo: gli italiani del Mezzogiorno non hanno la loro parte relativa, non hanno, se non vogliamo negare la luce del giorno, nessuna parte nella gestione intrinseca ed estrinseca delle cose d'Italia. Obiettivamente, ed in relazione a quelle province del mondo intero, questo male è assai più grave di quello che forse non si crede, perché quelle province, non sentendosi di avere parte nella gestione della cosa comune, si credono lese ed umiliate e non si avvezzano al grande sentimento dell'unità. Questo è un passaggio abbastanza significativo, molto significativo, perché spiega il motivo per il quale i meridionali tutti, quelli colti, quelli del popolo, quelli dei vari territori del sud, non hanno fiducia nello Stato italiano. È una cosa che noi meridionali ci portiamo dentro inconsciamente, perché quando è nata l'Italia i meridionali persero la fiducia nel nuovo Stato, anche e principalmente per questo motivo che Antonio Ranieri ci ha spiegato così bene. Ci avevano dato la patente di ignoranza, una patente di ignoranza assolutamente falsa, e quindi chiaramente nei ruoli principali del nuovo Stato c'erano tutti prevalentemente piemontesi o comunque generalmente persone che venivano dal nord. E questo è uno dei tanti motivi per i quali i meridionali si sentono lontani. Anche quelli che oggi sono convinti che l'unità, sicuramente ci voleva l'unità, questo è fuori di dubbio, ma non nel modo in cui è stata realizzata. Comunque anche gli unitaristi meridionali comunque sotto una certa sfiducia nei confronti dello Stato la conservano, perché sta nell'inconscio. Tutto questo è rimasto sedimentato nell'inconscio del popolo meridionale. Signori, io non mi risolverò mai con la formula unitaria e dovrò sempre ricorrere alla formula annessionista per spiegarmi i cantieri distrutti o scemati. Vedete le stesse cose che ci aveva detto il proto Carafa nella sua interrogazione. Le provvigioni dei vestiti militari al tutto tolte o quasi ai meridionali. Anche questo l'abbiamo già sentito dire. La scuola politecnica scomposta e vilificata, anche questo accadde. Molte scuole del sud vennero chiuse o rese meno importanti. Nel pareggiamento dei macchinisti della Marina, degradati napoletani e innalzati piemontesi, che è sinceramente inspiegabile, eccetera. E altre cose, lui dice anche tante altre cose, ma io sintetizzo, mi fermo qui perché è più che sufficiente quello che abbiamo sentito, ma lui conclude dicendo: e ci sono tante altre cose di cui è meglio tacere. Veniamo alla conclusione. La conclusione è molto forte. Proprio il conte Ranieri aveva nel sangue l'ironia, e lo dimostra anche in altri passaggi che non vi posso sottoporre. Questo è il modo in cui lui conclude questa sua interrogazione, ed io direi che quello che lui dice in questo passaggio ai politici italiani dell'epoca potremmo ripeterlo noi pari pari adesso, magari aggiustando un poco le parole, usando qualche parola un poco più moderna, rivolta a chi governa oggi, non in Italia, ma proprio in Europa. Ad ogni modo, se fosse necessario dire una parola sintetica, questa parola sarebbe, a mio credere, la seguente: in politica
non si cura con la medicina omeopatica, non similia similibus, sed contraria contraris curantur. Nei limiti sacrosanti della libertà e dello statuto, fate o voi che avete il governo oggi, in tutto ed in ciascuna cosa esattamente il contrario di quello che avete fatto finora, ed avrete la più assoluta certezza di fare il bene della comunità. Con queste parole, che sono rimaste registrate nel nostro video, che quindi vi potete in qualsiasi momento risentire, io credo che chiudiamo degnamente questa trasmissione, nella quale abbiamo dato ad un grande intellettuale napoletano dell'Ottocento il giusto spazio che meritava. Probabilmente avrei potuto leggere altri passaggi, avrei potuto leggere ancora qualche altra cosa, anche magari altri testi dello stesso Ranieri, ma ci fermiamo qui, il tempo è passato molto velocemente e io spero di avervi fatto stasera conoscere un personaggio di tutto un personaggio che merita di essere conosciuto e che merita tutto il nostro rispetto e la nostra stima. Vi saluto Donato che ci ha seguito e vi do appuntamento alla settimana prossima per un'altra trasmissione non meno interessante di questa. Buonasera a tutti.